Benvenuti ad una nuova puntata di X-Lab Podcast, il podcast che nessuno ha chiesto, ma di cui tutti avete bisogno. Qui con noi oggi abbiamo Alvise Scarpa, il mitico Alvise qui in parte a me, perché oggi questa puntata penso sarà una delle più complesse, una delle più faticose, quindi da soli era impossibile realizzarla questa puntata. Chi è che abbiamo qui oggi? oggi abbiamo un grande ospite, Grande. un fuoriclasse che viene da Martellago. E, come dicevamo, non diremo il numero della puntata, ma non sarà né la prima né l'ultima. Esatto. Speriamo che non sia l'ultima. Dopo questa, che Dopo non esploda questa. tutto. E senza ulteriori indugi andiamo a presentare il nostro ospite. E l'ospite è, diciamolo, il Monti. Sigla. Ed eccoci qui ragazzi, siamo qui con il Monti. Che svola, mi conoscete Mi sono agghindato bene Bravissimo. da artista per entrare nella parte dell'artista. Sei un artista, non devi sì. entrare nella parte. Esatto, tutto bene Davide? Tutto a posto. E oggi, come ho detto prima dal Vise, sono andato in palestra, ho fatto 2 o 3 cose Sì, a ma casa. Davide, hai detto prima, non l'ho registrato, stavamo provando e dopo provate a parlare, quindi rifare la domanda. Tacchemo sa. Diciamo che in macchina con Alvise. Pensavo di facessi la domanda a te. Com'è andata oggi? Oggi è andato tutto bene, ho fatto un po' di palestra, ho fatto delle robe a casa e dopo sono venuto qua perché Delle avevo robe a caso. delle robe a casa perché avevo un appuntamento qua per questa podcast e adesso sono qua, pronto per le vostre domande. Ok Davide, parti te il viso o parto io? Beh, insomma, penso che tutti e due volevamo chiedergli qual è stato quello che l'ha fatto avvicinare alla musica. Il suo percorso. Intanto iniziamo da dove sei nato, in che contesto, che iniziamo così tutte le interviste. Allora, io sono nato il 7 dicembre del 1990 a Mestre. Sono veneziano, ma non abito proprio a Venezia, ma abito in provincia di Venezia, a Martellago. Ho sempre abitato a Martellago, prima in via... Meglio che non lo dici, no? Magari Se no qualcuno ti trovi tutti a casa. potrebbe essere che qualcuno non ti voglia così bene. Prima da una parte e dopo da un'altra, perché per un po' ho vissuto come nonna fin quando ero piccolo, da quando sono nato, e dopo mi sono trasferito in un'altra via con i miei genitori. Attualmente vivo con la mia famiglia nell'altra via. Vabbè, ma in che paese? Almeno il paese. Martellago. Ah ok, non se l'avevi detto. Ok. Hai mai pensato a come potrebbe essere stato il tuo percorso, visto che dove nasciamo in qualche modo ci definisce? Se fossi nato a Milano, a Roma, a Torino? Beh, se fossi nato a Milano o Torino, vissuto in una città abbastanza grande, piena di opportunità dal punto di vista artistico. Però io sono nato in un piccolo paesino di provincia dove io del rap non sapevo assolutamente niente, dell'arte non sapevo assolutamente niente, almeno fino al 2012-13. Prima ancora ho incontrato un vecchio amico di scuola e dopo questo amico ho conosciuto una persona che abbiamo qua, il maestro Marco Carraro, Botte, e praticamente Questa persona non ho capito, chi è che... Ah, Lorenzo? Era, ma aspetta, parliamo, stiamo calmi, sennò stai svarionando dappertutto. Allora, partiamo intanto, allora tu sei nato a Martellago, Sì. Come passa l'infanzia intanto? Normale, normale. Sei figlio unico? Sono figlio unico, non ho fratelli né sorelle. A scuola mi trovavo benino, andavo benino a scuola, però soprattutto alle medie ho voluto, come si può dire, diciamo, il rap lo sentivo solo per l'abbigliamento, diciamo così, perché quando andavo a scuola con vestiti larghi, scarpe larghe, tutti quegli stereotipi del rapper Già alle medie. già alle medie. Ok. Però non ho mai avuto una vera, come si può dire, Indole a fare musica. Non ho mai avuto una vera indole musica dalle medie, diciamo dopo le superiori. Hai avuto che materie che ti piacevano? L'inglese, la geografia, la storia. Poi che scuola è che hai intrapreso quindi alle superiori?
Diverse scuole, Come diverse scuole? diverse scuole. Ah, hai fatto tanti studi? Cioè, in che senso? Non è l'unico, Ho avrà iniziato- cambiato diverse Ho scuole. iniziato Sì, al massimo ne fa uno o due diverse Diverse scuole. diverse scuole. Ho Perché era una iniziato. testa calda. No, non per quello, perché non. Forse la prima che ho scelto è l'istituto Ponti di Milano. Che hai conosciuto Iron. No, sì, che ho conosciuto Iron al Ponti. Entrambi eravamo nel settore della chimica, però ho visto là che quello non era il mio forte, la matematica, chimica, biologia, quelle cose là. Poi sono andato in un'altra scuola, ho fatto lo Stefanini per 4 anni, credo, sì. Ah, Perché sono stato bocciato 2 volte, dopo per un periodo non sono più andato a scuola e dopo ho ripreso a fare la scuola allo Zambler, Istituto Zambler di Mestre, una scuola tu? privata, anche tu? Sì. Boh. Ti facevi tutti i giorni in Martellago fino allo Stefanini? Sì, prima in pullman, dopo che ho avuto il motorino, in motorino ovviamente. E poi ho finito l'ultimo anno a Venezia, proprio Venezia, al Vendramin Corner. Io facevo le serali, era un po' duretta fare le serali perché il pomeriggio dovevi cambiarti, prepararti, andare a scuola, stare fino alle 8-9 della sera. ma non avevi fatto anche pasticceria, mi sembrava, no? Sì, ho un diploma, ho una qualifica di operatore pasticcere panettiere. Ma dove hai fatto questo? Un corso a parte, diciamo, all'ADF sì. di Spinea. Fosse sempre una scuola. Milano, Spinea, Mestre e Venezia, diciamo così. Il Ok. cerchio è quello, Diciamo che le hai girate un po' tutte, dai. diciamo così. E dicevo, al Ponti ho incontrato Iron Rizzo, Luca Rizzo, che adesso è Iron Rizzo, e poi non ci siamo più visti dopo il mio abbandono della scuola del Ponti, fino a quando dopo le superiori abbiamo cominciato a rivederci, risentirci. Finite le superiori, sue o tue? Cioè tu hai fatto... Lui ha finito prima, Beh, logico. io ho finito dopo e dopo abbiamo cominciato a risentirci. Quindi più o meno quanti anni avevate, più o meno? 20 anni ormai, sì? Più o meno 20 anni, sì. E come mai vi siete ritrovati? Non so, io l'ho trovato per caso su Facebook, forse per caso su Facebook, adesso non ricordo bene com'è andata tutta la cosa. Gli ho scritto 2 o 3 cose, ci siamo rincontrati e abbiamo ricominciato a rifrequentarci. Non che quando siamo andati a scuola ci frequentavamo, io mi frequentavo più con un altro ragazzo di Martellago, non mi ricordo come si chiama. Come hai vissuto gli anni della scuola? Normale, tra alti e bassi, Ok. più bassi che alti. È una risposta più universale che vale per tutti, credo. Beh, insomma, era interessante capire se era... Cioè, sono tipo non dico le fazioni a scuola, ma tipo i gradi, no? Tipo c'erano i bulli, c'erano quelli medi. No, i io secchioni, facevo gli affari miei, i era sfigai, proprio quei Lui nanetti. ti ha dato la risposta da prigione, proprio io mi facevo gli affari miei. cioè io praticamente ero sulle mie, studiavo e via, e basta così. Studiavo io non tanto, però perché cambiavi, vabbè. Comunque... Ha cambiato Forse più era il scuole di metodo me. di studio che non andava. Ha cambiato scuola di mudande sto qua. Comunque ragazzi, poi tu con Iron praticamente... Ci siamo rincontrati. Ma lui faceva già musica quando vi siete rincontrati, no? Non credo, non mi pare. Non ti ricordi l'anno più o meno? No, però comunque a un certo punto Iron è stato contattato, ha conosciuto un te e ha cominciato a fare musica. È uscito, diciamo, il suo primo pezzo, Iron in the Space, e dopo un po' che ha fatto i suoi pezzi io ho visto che la cosa era bella e sono stati tirati in mezzo. Praticamente io non so, Ti sei appassionato mi perché sono hai visto Iron appassionato lo faceva? e ho voluto provare a fare anch'io, a fare un video full Monty che probabilmente gran parte della gente anche di adesso avrà visto praticamente. Quindi praticamente tu sei stato ispirato da Iron che cantava. Anche lui sì. Anche lui mi ha ispirato, mi ha invogliato a provare a cantare, a fare video. Ho capito. Ma cos'è che, cioè, non è stato il tuo primo impulso verso la musica, credo, cioè nel senso ascoltavi già qualche genere musicale prima di Iron, credo? Sì, ma molto
maniera molto scialla, molto anche in maniera molto easy. Ok. Praticamente a scuola mi piaceva il rap, mi piaceva la musica metal, come anche adesso, però solamente adesso che ho conosciuto, solamente adesso mi sto appassionando molto alla musica, andando ai concerti, comprando dischi di vari artisti di metal, rap, trap, roba e così. Quindi sei arrivato prima al rap del metal. Oddio, il mio primo disco è stato un disco, non so se è stato il mio primo un disco metal o rap, perché ho avuto ancora prima alle medie, mi pare di aver ricevuto in regalo i Metallica Sant'Anger, l'album di Sant'Anger, e forse un po' più tardi quello di Eminem che si chiama Curtain Call, mi pare. Ma là quello non mi ha stimolato a provare a fare musica, lo ascoltavo e basta così. Forse ci voleva qualcuno più vicino alla tua realtà a dire cazzo, posso farlo anche io. Dopo con Iron ho incontrato il gran maestro Botte e abbiamo cominciato a fare le prime cose. Iron ha cominciato per primo, io dopo l'ho seguito un po' più tardi. Botte maestro, Iron però no maestro. Iron era più un collega. Un collega, sì. Beh, c'è il maestro Botte, poi c'è il gran maestro. Gran maestro, chi è il gran maestro? Il potente Albo San. Albo San, che come allora, cos'è che ti ho trasmesso io e cosa ti ha trasmesso Albo? Allora, io A livello musicale prendo più da te, perché Albo non è che mi aveva trasmesso così tanto, l'ho suonato a trovare nel suo studio che faceva le basi, le canzoni per altri artisti come te, come anche te. L'ho conosciuto, però non ho avuto, come si può dire... Non hai mai prodotto qualcosa? Cioè non ti ha mai prodotto lui qualcosa? No, me ne hanno prodotti sempre altri. Avrei voluto che mi producesse qualcosa, il gran maestro Albo, però era troppo grande. Cioè era troppo, no. Però probabilmente non è che sono andato molto in simpatia e in amicizia da farmi produrre qualcosa. Avrei voluto, però appunto non c'è stato non è mai nato niente. Scrivete nei commenti se volete un'intervista anche a Albo San. Ci chiedevamo quale fosse il tuo rapporto con i social di questi tempi, la tua opinione anche su queste piattaforme che insomma possono essere un bene o un male per gli artisti, e insomma volevamo sapere come la pensavi, come vivevi te questo rapporto con i social network. Vabbè, allora con i social io ho iniziato molto ad usare i social da quando ho iniziato a fare l'artista vero e proprio, a fare le prime canzoni. Quando ho cominciato a fare le prime canzoni. Quindi c'era ancora MySpace? No, MySpace non l'ho mai usato. No, c'era già Facebook. Okay. Facebook l'ho usato, lo uso ancora, ho cominciato a usare da qualche anno Instagram, e penso che i social siano, ormai che viviamo in un mondo del tutto computerizzato, social sono utili, ma bisogna usarli con intelligenza. Tu nello specifico lo usi più per magari sbirciare qualcosa del mondo anche al di fuori della musica, magari interessi? No, lo uso soprattutto per vedere i post di chi seguo, seguo anche artisti abbastanza famosi come Metal Carter, Noise, vedo le loro foto e però non mi viene mai voglia di commentare, mettere un commento sotto qualcosa. Diciamo che però uso un messaggio privato, posso anche usare i messaggi privati, però non ho mai mandato messaggi a Noise, forse a Metal Carter sì. Mancano solo loro. Comunque aspetta, non sono imbalbato. Tipo Guardo i social, intesi anche YouTube? no, diciamo volevamo capire più che altro magari come li utilizzi, nel senso, una delle cose che dicono di più è che devi essere tanto attivo sui social di sti tempi per prendere un certo giro, e anche guardando il tuo profilo sì, non è super attivo, però capisco magari che lo usi magari di più per vedere gli artisti che ti interessano. Sì, artisti, anche persone comunque normali, che seguo anche amici miei,
E sì, appunto, i social sono una buona cosa, ma devono essere usati con moderazione e con parsimonia. E Adesso visto che appunto, Instagram mi piace molto fare video, storie, e mi seguono abbastanza persone, anche se appunto non sono molto attivo, perché non è che io sia completamente assorbito dai social. Per fortuna. Non sono completamente assorbito dai social, ho anche una mia vita fuori dai social che gestisco abbastanza bene. quanto c'è di te nelle canzoni, nel tuo modo, nei social, quanto c'è di te, cioè quanto c'è di Davide e quanto c'è di Monti? Domanda difficile, perché non è che io mi sdoppio, diciamo così, più o meno un 50-50. Che differenze ci sono tra Monti e Davide? Diciamo che Davide è un ragazzo pacifico, un po' sulle sue. Monti come artista vorrebbe superare il Davide persona e arrivare a essere un artista abbastanza seguito, conosciuto, magari riuscire a sfondare nel mondo della musica. È come Fight Club, Monty interessante. sarebbe il Tyler Durden che... Quando nelle tue canzoni, nei tuoi video, cos'è che vuoi esprimere? No, io non ci ho mai pensato a esprimere qualcosa. Se facessi rap a tempo pieno vorrei mandare dei messaggi positivi, dei messaggi alla gente. Oppure posso fare anche una canzone tanto per scazzo, così, per divertimento. No, ma dico, nei tuoi video che fai, cioè ti piace farli perché cosa vuoi trasmettere, cosa vuoi fare? O è Mi più- piace farli anche perché voglio stare in allenamento nel fare cose, nel fare cose, magari riuscire a migliorare sempre di più in quello che sto facendo. Ho capito. E ci vuoi raccontare un po' le storie dei video, no? Come mai ti ricordi come sono nati questi video? Tipo Full Monty 1, ti ricordi il video? Che era in stazione con Dega. Praticamente Full Monty 1 c'è l'intro dove io arrivo in stazione, poi si va a casa mia, si fa un po' di macello e là ci sono delle parti. Hai dei bei ricordi di quei video? Sì, dai, abbastanza Che vuoi bello. raccontarcene qualcuno? Quella volta, durante il video di Full Monty 1, stavo per partire con il treno, ma veramente. Diciamo, Aspetta, non si è capito. il treno si è chiuso. Ah, sì, è vero. E io praticamente stavo per partire, dopo mi sono dato un momento in panico, però comunque sono riuscito a uscire fuori da quella situazione là. Qualche altra perla divertente dei tuoi video che ti ricordi? Anche su Full Monty 2, per esempio, Monti 2 ricordo che stavi cadendo nel fossato. Diciamo c'era una pozza d'acqua dove mi hanno chiesto di entrare dentro. E io sono andato giù per fare la ripresa, ma poi non ho fatto Riuscivi a salire? Esatto, ho fatto fatica a rientrare, a risalire. Da chi ti è stato chiesto di entrare? Da un maestro? Dagli artisti, dai produttori. Eravamo tutti produttori, dai. Ok. No, tu eri il produttore principale. C'era Deppi, mi sembrava. C'era Deppi, c'erano delle comparse che aiutavano nel fare i video. Esatto. Perché nei nostri video ci sono sempre degli amici extra che ci aiutano a far venire fuori il video il meglio possibile. Esatto. Un collettivo Quella volta artistico. Che non volevi usare l'ascia, la spola, cos'era? Sempre L'ascia, su la Monty spola. 2 che non volevi, no, devi usare la tenaglia, non volevi usarla. Che devi Non fare. mi ricordo. Bisogna utilizzare, cioè la usano per tagliare l'erba, non è un'arma, ti ho detto. Un Sì, accessorio. probabilmente Esatto. quello era una paura mia di mandare un messaggio negativo, vedere le armi che. Innanzitutto sei sparato fino a prima, hai fatto il macello e avevi un tagliascieppi, no, era un messaggio negativo. Ma una è fiction magari come nel wrestling che sai che non si stanno facendo davvero male. Oddio, si fanno male, ma il modo che forse si fanno male per davvero, sai. Comunque poi hai fatto Full Monty 1, Full Monty 2, poi hai fatto anche il film. Il film è il film di Full Monty 3 che chiude la saga di Full Monty, diciamo così. Full Monty 3 è appunto un video, una sorta di film girato alla bene meglio,
perché io non diciamo Va bene meglio, stai 2 anni a sbregarmi i coglioni a fare che il film va bene meglio. sì, però c'erano delle scene abbastanza impegnative dove io, non essendo un attore puro sangue, ho dovuto provare a dare il meglio di me, insomma. C'era ogni tanto la scena che cambiava, lui si teneva i capelli in continuazione, si dimenticava le robe, quindi vedeva che a un certo punto aveva i capelli totalmente tagliati. Facevamo finta che lui rubava un cappello per metterselo in testa per smascherare che aveva un taglio totalmente impossibile nella stessa scena. Allora vedi che ha ragione che alla belle meglio, perché insomma avrebbe dovuto avere degli stuntman o qualcuno che Esatto, sì. Dopo Full Monty 3 mi è balzato in mente l'idea di provare a fare un corso di recitazione, però sono durato poco, non mi sono molto impegnato, non ho dato il meglio di me, insomma. Hai iniziato un percorso? Ho iniziato un percorso di recitazione ad Olo, se me ricordo, però dopo sono durato pochino, ma comunque chi lo sa, forse nel tempo lì potrei ricominciare, anche prendere lezioni di canto, robe così. Ma era roba tipo teatrale? Teatrale, sì. Ok. Ma tutti i tuoi progetti, hai fatto altri progetti singolarmente? Allora, io singolarmente avrei in mente dei progetti, però ci vuole tempo, bisogna che stia là proprio, non perda di vista l'obiettivo neanche per un solo secondo. Però diciamo, al di fuori della musica ho anche una vita che devo portare avanti, sto costruendo una vita mia Cosa stai costruendo? sto cercando di trovare un lavoro vero e proprio, perché se la musica o l'attività teatrale non mi riesce, non riesco a sfondare, allora ti tocca lavorare. Mi metterò il cuore in pace e fare una vita vera e propria. Ma lavori già adesso? Sì, ma sono in prova. In prova? Ma da quanti anni? Qualche mese. No, qualche mese. Da tanto che lavori là? Un annetto sarà. Possiamo dire che lavoro fai, gli amici che ti ascoltano? Sì, il bidello. Aiuto a spazzare le stanze, le aule, e sta andando abbastanza bene. Cerco di metterci l'impegno e la dedizione necessaria per fare bella figura. L'aiuto bidello? Sì. Ma sei da parecchio che lavori là comunque? Ripeto, sono un anno. Un anno, insomma, pochetto. Sei in prova da un anno. Quei contratti della scuola è un casino, da quello che so, sono più lunghi i periodi di prova, può essere. Però io però forse non mi ispira molto fare il bidello, vorrei cercare da qualche altra parte. Comunque nel frattempo continuo Cosa ti piacerebbe fare? Non saprei proprio precisamente. Musica, ovvio che la mia passione principale, la porto avanti in vari modi, provando a scrivere qualche barra, qualche testo di canzone che può risultare un po' scrausa, diciamo così, un po' neanche una canzone, ma ci provo, insomma, comprando i dischi, andando ai live giusto per vedere come suonano, che impressione fanno al pubblico. In quali momenti della giornata di solito hai dei picchi di ispirazione, magari che ti viene in mente qualcosa da dire, cazzo, sarebbe una bella barra? Più delle volte l'ispirazione viene da sola, cioè non è che io fumo o mi faccio di qualcosa. Che manca adesso che poi io. Non alludevo. Però l'ispirazione deve venire spontanea. Cioè ti viene che sei magari al lavoro, che sei in macchina in qualsiasi momento? No, al lavoro, fuori dal lavoro sicuramente posso pensare ad altro, ma al lavoro penso solo a lavorare. Ok. Però a volte ti facevi le storie mentre facevi cosa facevi? Tornando al discorso dei social, io uso molto Instagram per fare le storie, per dire anche robe assurde, ma comunque mi piace usare le storie e vedere quante persone vedono. E Monty ha avuto un attimo un colpo di calore, non riusciamo a fare un video senza che cambia look e abbigliamento, non ce la fa. Comunque parlavamo quindi del tuo percorso artistico, praticamente allora tu conosci Airo, ti ispiri, fai Full Monty 1, poi da là cosa fai alla fine? Cioè, come prosegue il tuo percorso artistico? Ammetto che il mio percorso artistico è altalenante, cioè
ho momenti in cui voglio fare tanto e momenti in cui sono poco ispirato e voglio fare poco, per via del fatto che anche oltre alla musica ho una vita mia, ho una vita mia, diciamo così. Però diciamo che gli anni di fuoco comunque, o il Trash Supreme con i ragazzi, con gli altri, Sì, il o Trash qualche diciamo del singolo Trash tuo. Supreme. Vai. Allora, il Trash Supreme, per chi se lo chiedesse, sarebbe la reunion degli trasher più importanti di Dolo, Mira, sì, del Veneto. E Cioè, da Dollo Mira Veneto, Ci provincia troviamo- di Venezia, provincia di Venezia, e anche Treviso, scusami, posso dire. Coso, il produttore che saluto, che anche lui mi piacerebbe fare un'intervista, anche se non l'ho mai conosciuto di persona, che mi pare sia da Valdo Biada, da Montebelluna, e il DJ Impostore che ha prodotto Trash Supreme 2. Ah sì? Certo. Non lo sapevo. Adesso lo sai. Vabbè. E mo lo sai. Diciamo che siamo un gruppo di amici che si è ritrovata a fare questo reunion dove creiamo delle strofe e ognuno di noi decanta delle strofe, quello che vuole, e così nasce il Trash Supreme. Ci sono degli artisti che sono degli artisti che sono fissi, come io, Iron, Alex, altri artisti. Bonso. Ciao Bonso. Ma è un contenuto audio o video che non ho io non... È una parodia di King Supreme di Salmo, praticamente. ok. Ci sono Una 4 parodia. episodi. Una parodia, sì. Questa mi sfuggeva, ma comunque adesso che me l'ha ricordato, confermo anch'io. E poi ci sono altri artisti che vanno e vengono, come Nuovi acquisti o perdite, diciamo. artisti che vanno e vengono, però i soliti sono questi 4-5, Iron, io, Alex, Bonso, Scrivete Botte. nei commenti se vi interessa avere un'intervista degli altri artisti del Trash Supreme. Se ci dai una mano, quali sono i più grandi trasher? Beh, c'è Iron Rizzo che io l'ho visto nascere, ho visto tutti i suoi video. L'ha visto nascere? L'ho visto nascere come artista, Capito? diciamo così. L'ho visto nascere come artista, ho visto tutti i suoi video, ero presente ai suoi video, in gran parte dei suoi video, sì. Proprio nei video, sì. E poi c'è Alex X, Alex X, il Bonso, e questi sono, e io anche. Parlando di No, me, sarebbe interessante, così dopo riprendiamo il discorso di prima. E quindi Iron l'hai visto nascere, ok? nascere artisticamente, sì. Ok, invece Bonso e Alex come l'hai conosciuti? Col Trash Supreme, diciamo. Non l'hai conosciuti già prima al portico? Di più facendo Trash Supreme, perché Trash Supreme ci ha incontrati tutti praticamente, è da là che ho iniziato il mio rapporto umano e artistico sia con Bonso che con Alex. Però il portico, che ti conoscevano già, ti chiamavano Svalvolino, ti chiamavano. Il portico, Quello per chi non me lo sa, ricordo. Al Portico era un'associazione di volontariato, ma Penso anche quello sia pure. che facciano attività attività di dolo. C'è l'associazione Catarsi che praticamente organizza delle uscite, delle attività importanti per ragazzi, che saluto. E là ci vedevamo anche là, io frequento ancora il Portico ogni tanto. Forse non l'hai spiegato, che è una domanda da fare all'inizio, ma il tuo nome d'arte, da dove nasci? È vero? Non vorrei dire una cazzata, ma Se non lo sai te, Davide. ma se ben ricordo nasce dal fatto che mi chiamavano Monti, come quello del Popolo Secchione, un programma televisivo che l'hanno fatto anni fa, Primi 2000. primi 2000 probabilmente. Hai avuto le tue evoluzioni, sei diventato Full Monty dal film. Full Monti, che non teme confronti. Presto verrà fuori una maglietta con scritto Full Monti qua e non temo confronti dietro. Non so dire sta cagata, che alla fine fai 3000 robe e non le fai mai, Davide. Vabbè, Ci fa parte può dei stare, progetti Progetti del che non futuro, portano mai a termine, te la vai grande come una casa. perché ha una vita oltre, come tutti purtroppo non facciamo questo ancora per adesso di lavoro. Questa qua mai la facciamo ingrisita tutta sta parte. Sì, io il mio sogno è quello di sfondare cioè darmi un tempo entro cui sfondare con la musica, con l'arte. E che tempo è?
speriamo entro il 2035, diciamo così. Questi sono i classici, quindi quando avrai 45 anni. Questi sono i video che ci piacciono. Gli artisti, no, gli artisti comuni iniziano presto e sfondano presto. E Monti Io ho iniziato tardi e sfonderò tardi se questo sarà il mio 20 anni. se questo sarà il mio percorso di vita. È la classica domanda a tutti i colloqui: dove ti vedi tra 10 anni? Quindi, Esatto. tu ne hai 34, 35, ok, va bene. 34 Ci ne è sta. ancora. Sì, ancora, sì, infatti. Che bisogna parecchio. Del trash mi piace, sì, il trash è il mio genere musicale di ispirazione che va, io sono sicuro sono sicuro delle mie capacità e di ciò che posso fare. Io potrei spaziare io sono convinto di poter spaziare dalla musica trash alla musica più commerciale. Io ci credo nelle mie possibilità. Quindi parli più del trash come attitudine, no? Trash, perché so che sei un fan del trash metal, ma Sì, intendi il trash come approccio? Musicale. Io nasco thrasher e mi piace anche la musica trash trash metal in questione. I miei più grandi gruppi, perché ricordiamolo, mi piace quasi tutta la musica. Mi piace la musica metal, rap, trap e anche un po' di techno, diciamo così. Di metal i miei artisti preferiti sono gli Slayer e da poco sono entrati nel mio cuore i Rammstein. E di rap vecchia scuola, che proprio è fedele ai principi, c'è Noise, c'è Metal Carter. E come trap apprezzo la nuova scuola, Capo Plaza, Sfera e Basta. Mi fai la tua top 5 artisti rap in Italia? Difficile. E partiamo dal quinto posto, senza ordine di importanza, ma in base a come ti vengono in mente. Perché io il rap ascolto vecchia scuola, apprezzo la nuova scuola, però seguo poco, diciamo, ascolto molto poco. Ma direi tra artisti della nuova scuola, direi che il quinto può sembrare un po' un artista un po' strano. Che ansia, Davide, dimmi, oh, porca miseria. Che suspense. Però diciamo i numeri parlano e fa belle canzoni, ha molte visualizzazioni e molta figa, bello figo. Il quinto è bello figo. Ok, Sarebbe della nuova stiamo scuola. sempre nel trash. Sì, diciamo che è trash, è bello figo. Number 5, bello figo. Number 4? Number 4 c'è Rondo da Sosa, che è un trapper. Esiste, Non sai? passiamo da tutt'altro. Di dov'è Rondo? Rondo è di Milano, fa bella musica, ha l'attitudine giusta. E come terzo, Qua stiamo parlando solo delle nuove leve, puoi comunque dire anche i tuoi preferiti, diciamo. Ah, primo e faccio- secondo posto c'è Metal Carter, Noise Narcos. Primo Metal Carter, secondo Noiz. Al sì. primo c'è Iron. Iron come artista che è artista non emergente, È un fuorilista. è fuori lista. E il terzo posto a chi lo diamo? Salmo, anche Boh. Salmo non è male. Boh, bellissima classifica. Ascolta progetti futuri. Progetti futuri ne ho molti, ma mi rendo conto di essere incostante e di pensare tante cose ma metterle in pratica poche. Ci sarebbe Forse questa è la massima di oggi, la cosa più. ci sarebbe sì, lo sfondare sfondare musicalmente entro il 2035, magari con un album che, visto che ne ascolto tanti, ne ho visti tanti nascere, ho visto anche i tuoi nascere, l'album Musica dai Matomi. Ah, sono là. Sì, esatto. E ho visto la creazione praticamente. Ho pensato anch'io di provare a fare un album, di provare a voler fare un album. Diciamo, ho già in mente le canzoni da mettere e alcune sto buttando giù a casa qualche
qualche brutta copia di Quindi qualcosa. stai dicendo ai tuoi ascoltatori che entro il 2035 uscirà l'album di Monti? In linea di massima entro quel periodo là. Sono tanti 10 anni. Che sborne. puoi farne almeno 3. No, è impossibile, non sono. Quante canzoni avrà questo album? Potrebbe essere un album con 6-7 canzoni. Madonna, quindi una canzone ogni 2 Un anni. Oppure un EP di poche canzoni, ma che contengono bene la. Quindi è una canzone ogni 2 anni, ragazzi, ci siamo. Ascolta Elvise, vuoi fare qualche altra domanda al Beh, Monti? oltre a te ci sarebbe anche da parlare dei Degrados, gli amici dei Degrados. Come vieni a conoscenza? Come li conosci? Sempre tramite Iron Rizzo, i Degrados. E lui ha cominciato a fare lui con i Degrados, poi adesso da un po' di tempo li sto aiutando a fare i loro a fare i loro dischi, perché anche loro buttano fuori un disco, hanno già buttato fuori un disco visibile online, non c'è fisico, però l'altro lo stanno creando, però sono molto bravi, molto professionali. Sebbene l'ambiente in cui si fanno le canzoni è un magazzino di pochissimo spazio, Sarà 3 metri quadri. sì, come questa camera, e sono molto bravi e professionali. Io mi trovo bene. E che progetti, che cosa hai fatto con loro? Beh, ho fatto 2 canzoni che forse entreranno nell'album, che sono Spaccafiga e Con un legno. Diciamo quindi 10 Sono anni. 2 canzoni diverse. Sì, sono 2 canzoni diverse. In 10 anni 2 canzoni le hai già fatte, metterai anche Full Monty e altre? Full Monty 1, 2, 3, uno di 4 Trash Supreme, e poi si vedrà. Quindi hai già 5 canzoni. Così diventa un greatest hits, non è. Però sì, ma vuoi fare un EP in 10 anni di cui hai già 5 canzoni? Allora, 10 anni è il Limite massimo. Se poi arriva anche prima, Ma bene. quante volte manca una canzone a fine per finire l'album? Cosa ti manca? Sto cercando di scrivere il più possibile, insomma. Io direi ragazzi, restate connessi per vedere cosa vuole fare il Monti. Ma qual è la cosa che senti che ti blocca di più che dici vorrei poter fare di più ma non Interessante. riesco? Non riesco perché cerco l'ispirazione sempre, sono sempre alla ricerca di ispirazione. Ma non arriva. Non arriva. Eppure io vivo la mia vita a pieno. A 100. Vivo la mia vita a pieno, non sto chiuso in una stanza in internet a vedere cose, vado fuori, faccio robe con gli amici, vado in giro, vado di qua e di là, faccio tante cose, ho anche tante altre passioni che porto avanti. Che altre passioni hai? La lettura, che ho diversi libri di diversi argomenti, oltre alla musica, la lettura. Mi piacerebbe fare uno sport dove poter riprendere a vincere medaglie. Non so se ve lo sapete, ma io tempo addietro, prima delle elementari, medie, facevo diversi sport, ho vinto anche delle medaglie. Mi piacerebbe rivincere delle medaglie facendo uno sport, partendo da zero, e chissà in futuro magari andare alle Olimpiadi, Ma che medaglie hai che hai preso? Su che sport? Scherma. Ma va? Sì. Pensa a te. No. Sarebbe un motivo d'orgoglio mio. E là deve essere prima del 2035 però, perché come limiti di età non ci accettano più, dopo abbiamo più o meno tutti la stessa età, quindi per le Olimpiadi mi sa che è tardi, Monti. Però il Monti è un eterno giovane, noi abbiamo capello bianco, incredibile, mi so finito. È vero, cazzo. Comunque abbiamo altre domande, se no io passerei il quiz. Solo l'ultima cosa riguardante i social, che comunque è una parte importante di come viene gestita la musica di questi tempi. Volevo chiederti, ogni tanto capita, magari anche non proprio nei social, ma magari anche sui gruppi che abbiamo sul telefono ogni giorno, che ci arrivi magari qualche contenuto che diciamo ma io non ho fatto sta cosa, non ero in sto posto qua.
Come te la vivi col discorso dell'intelligenza artificiale? Domanda da $1 milione. Come... Domanda difficile. L'intelligenza artificiale è come i social. Se usata con intelligenza può essere un'ottima cosa. Mi hanno spiegato anche che si può fare musica anche tramite intelligenza artificiale. Sì. E là questa mi aiuta, perché sto cercando anch'io vari siti dove c'è l'intelligenza artificiale usata nell'ambito delle canzoni, e questo mi aiuta, insomma. Ti agevola al posto di farti fare un beat da un tipo che magari ti chiede un sacco di soldi, poi con un'applicazione avere una base. Sì, me l'hanno detto, sono sicuro che può essere una buona cosa per me. Però magari ai puristi diranno di qua di là, robe così. Diranno non devi metterci del tuo, devi essere tu, che queste robe qua. Però se è una cosa che può portare vantaggi, usiamola. C'è qualcosa anche che non so, che ti infastidisce o che ti spaventa di questa cosa dei social e dell'intelligenza artificiale? Quando dici se usata in un certo modo, qual è il modo in cui può essere usato negativamente? Non va usata i social per deridere, dire brutte cose agli artisti, alle persone in generale. Comunque bisogna usare i social con intelligenza a testa. Ok. Un po' come il bere, insomma, se si beve con parsimonia non si rischia la vita e ci si diverte. A parte che ci si può divertire anche senza esagerare con alcol e sostanze stupefacenti, che io non uso. Si può bere anche senza divertirsi? Come pensi? Bere da soli in una stanza a canna mi sembra una cosa un po' disagio. Mi sembra un po' una cosa che non... Sì, che non c'entra. Che non c'entra. Okay. Diciamo, il bere si beve in un contesto di divertimento, alle feste merda alta, mattone. Ho visto gente bere anche troppo. Ma se nel caso prima del 2035 riuscissi a concludere qualcosa con la musica o artisticamente in generale, come pensi che gestiresti il successo? Perché è uno dei lati negativi dei social, che c'è forse la droga più potente di adesso è quando la gente fa un bagno nella propria celebrità. Non lo saprei, non saprei dirti. Prima si arriva a un punto, dopo si vedrà. Ok. Probabilmente arriverà entro il 2035, probabilmente anche prima, probabilmente mai, questa cosa della celebrità. Ho qui una domanda di un tuo fan, Monti, che mi chiede: ma il Monti ha la patente? Quante volte ci hai messo a prendere la patente? Vuoi raccontarci il tuo percorso? Beh, a differenza della patente del motorino, allora io ho la patente, sì, ho la patente del motorino e della macchina vera e propria. A differenza di quella del motorino l'ho presa subito. Il motorino quanto ci hai messo? Ho dovuto farlo 3-4 volte. Non ti ricordi bene, forse erano anche 5-6. No, 2-3 volte, forse 4. Quindi hai preso quella della macchina e l'hai presa in botta? In botta, sì. Ok. E ci raccontavi che hai altri 2 hobby, quello dei Pokémon e quello delle pietre? Allora, sì, beh, tra le mie tante cose che colleziono, che continuo a collezionare, sono i Pokémon, sia i giochi che le action figure, che mi piacciono molto. A casa ho già 2-3 Pokémon, mi pare, sì, 2-3 Pokémon che stanno là nel mio studietto, che ho uno studio ma non è come questo qua. Ma hai dei Pokémon veri a casa? Non ho capito. Ho dei giocattoli, delle statuine di Pokémon. Action figure. Non so se i Pokémon veri a casa. Sono intanto 3, forse 4. Vorrei fare la collezione completa di tutti i Pokémon. Sono tanti però. Forse entro il 2035. No, può essere, sì. Quella un po' meno. Però è anche c'è un magazzino, è una villa per tenere tutti i Pokémon. Sì. Al momento, soprattutto, questo lo dico soprattutto per se Alex ci sta seguendo. Pensa a un Gyarados in camera. Ho Espeon, che è un Pokémon psico di evoluzione di Eevee. Per chi non conoscesse i Pokémon, chiedete ad Alex X, che lui è il guru dei Pokémon. Tutti là a domandare i Pokémon. Ho un Blastoise, che è un Pokémon Dark evoluzione di Squirtle. Ho un Moltres, un
una statuina di Moltres, e poi ho anche un Glaceon, che è un'evoluzione di Eevee tipo ghiaccio. Pietre, sono appassionato di pietre e di oggettistica e anche libri New Age. Le pietre mi piacciono molto perché non sono pietre normali come i sassi che si trova per terra. Pietre, diciamo, lapislazzuli, amazzonite, queste pietre qua, ognuna delle quali ha delle proprietà utili, insomma. Tu hai mai sentito un beneficio toccandole o avendole vicino? Al momento no, però Nel 2035 magari. Però le studio, cioè cerco su internet che proprietà hanno, come sono fatte. La mia preferita è lo Shiva Lingam, che praticamente è da quello che so è una pietra che viene ricavata che si trova in India sui fondali del fiume Narmada, che ha diverse proprietà benefiche. Ok. Alcune pietre sono anche utili per attivare e equilibrare i chakra, diciamo così. Va bene. Sicuramente più benefiche dei Pokémon, qualcosa serviranno in più dei Pokémon. Chi ti ha appassionato è stato Elegante, allora, che salutiamo. Scusa del Se ci sta salutando, salutando tutto il tempo. se ci sta guardando Elegante, direi di sì. Ciao Elegante, come stai? Tutto bene? Vuoi raccontarci qualche avventura con Elegante? Ma l'estate andiamo quasi sempre a Jesolo, ho fatto vari giri con Elegante. È un aggettivo e il cognome. Il cognome. Con Elegante. Mentre per quanto riguarda i Pokémon c'è a tuttora. Scusa, ti interrompo un attimo. Sarebbe una figata e che sarà difficile. Scrivete un commento se volete un'intervista ad Elegante. Secondo me farebbe volare, secondo me. Io, anche se non lo conosco, la farei una puntata. Sì, potrei contattarlo. Difficile, ma molto. Ma che non si sa mai. Mentre Alex X, che ancora continua ad essere in buoni rapporti, mi ha passato la passione per i Pokémon. Io direi di passare al quiz. Andiamo col quiz. Ed eccoci qui a fare il quiz al Monti. Vedremo quante domande farà giuste. Sei pronto, Davide? Andiamo. Allora, devi trovarmi la parola che non c'entra nulla tra cane, gatto, fragola ed aquila. Fragola. Era il primo punto. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Non è bianco. Come non è bianco? Di che colore è allora? Il cavallo bianco di Napoleone è bianco? È bianco o non è bianco? È bianco. Boh, 2 punti. Stavo ingarbugliando. La risposta era nella domanda. È un casino. Esatto. In una gara di macchine, se tu superi il secondo, in che posizione sei? In prima. Sono primo. E supero il secondo. Sì, sono primo. Se tu superi il secondo sei primo. Cioè io sono secondo. No, tu hai detto se tu superi il secondo, in che posizione sei? In prima. Boh, perfetto. E siamo a 3. Siamo a 3. No, in realtà Che razza di domande sono? anche a te non è capita sta qua. Questo è un errore. Se tu superi il secondo, sarai sempre il secondo, non hai mica superato il primo, no? Per il secondo, è vero. Sì. Cazzo. Allora, il medico ti prescrive 3 pastiglie da prendere al giorno. Ti dice di prenderne una ogni mezz'ora. In quanto tempo li ingoi tutte e 3? In 1 ora e mezza? Passiamo alla prossima. Forse. Un'ora e mezza? Sì. Boh. Passiamo alla prossima. Dopo ti dico le soluzioni, se no stiamo facendo male. Un treno elettrico va da nord verso sud. Sì. E il vento tira verso ovest. Dove va il fumo? Te la rifaccio. Un treno che va da nord verso sud. Un treno elettrico va da nord verso sud. Il vento tira verso ovest. Dove va il fumo? Ma non c'è fumo. Non è un treno a vapore. Incredibile, incredibile. Te la sapevi sta cosa? Io l'avevo. Questa sì, la sapevo. Bravissimo, ok. Un aereo crolla. Si dice crolla? No, Precipita. deraglia.
un aereo precipita, Ah, scusa, ok, è vero, un scusa, aereo. scusa, un aereo precipita tra il confine tra Italia e Francia, dove seppelliscono i sopravvissuti? Boh. Dipende se sono italiani o francesi, perché se sono italiani alcuni si speriranno in Italia, altri andranno in Francia. Ok. Quanti mesi hanno 28 giorni? Quanti mesi ha 28 giorni? In un anno, quanti mesi hanno 28 giorni? Di 28 ce n'è uno e tutti gli altri ne hanno 31, ma non ricordo questa è una filastrocca che... Ma che è una filastrocca? Ti ho chiesto. C'è un mese che ha 28 giorni e tutti gli altri ne hanno 31. Quindi quanti mesi hanno 28 giorni in un anno? Uno. Sicuro? Eh sì, se di 28 ce n'è uno che ha 28 giorni e tutti gli altri ne ha 31. Boh. Andiamo alla prossima. Allora, ascoltami bene. La mamma di Marco ha 4 figli. Uno si chiama Sara, uno si chiama Giacomo e uno si chiama Luca. Come si chiama il quarto figlio? Non ha un quarto figlio perché ne ha detto solo 3. Ti ho detto, la mamma di Marco ha 4 figli. Uno si chiama Luca, uno si chiama Giacomo, uno si chiama Sara. Come si chiama il quarto figlio? Marco. Sapevi? No, l'avevo quasi detto. Completa la sequenza. 2, 4, 8, 16, 32. Sta bene del 2. E completa la sequenza. 2, 4, 8, 16, 20 e basta. E quindi che numero La è? tabellina del 2, Ti ho detto 2, 4, 8, 16, 32. 36, 40. Vabbè. E l'ultima domanda, devi dirmi la parola sbagliata: salmone, tonno, lucertola e trota. Salmone, lucertola, trotta, la parola sbagliata. Tonno. Tonno. Salmone, tonno, lucertola e trota. E qual è la parola sbagliata? Quella che non c'entra. Lucertola. E ci vediamo alla prossima puntata Perché salmone, tonno. con il Monti e con Alvise. Un saluto agli amici. Un saluto agli amici, a tutti quelli che ci seguono. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale, seguiteci E inseguiteci. e mettete mi piace, un like. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, a presto. Sì, a presto. Sì, a presto.